Si è svolta stamani presso la casa circondariale di Agrigento una celebrazione religiosa a conclusione dell'anno giubilare, alla presenza del cardinale della diocesi, Don Francesco Montenegro. Nel corso della messa anche la somministrazione dei sacramenti ai 4 detenuti che hanno frequentato l'attività di catechesi. Uno di loro è stato battezzato, gli altri 3 sono stati cresimati. A concelebrare la funzione religiosa con il cardinale, il cappellano di Petrusa, Don Luigi Mazzocchio, coadiuvato da Don Gaspare Sutera di Grotte. Durante la Santa Messa anche il coro diocesano, diretto dal maestro Gabriella Fazzi, che solitamente accompagna il cardinale nelle sue celebrazioni eucaristiche. Tra le autorità presenti alla manifestazione religiosa anche il dottor Walter Carlisi, magistrato di sorveglianza, il direttore del penitenziario Aldo Tiralongo, Giovanni Giordano, capo area trattamentale, la dottoressa Rosa Maria Miraglia, della direzione dell'ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Agrigento, il comandante della Polizia Penitenziaria Giovanni Lofaro, la dirigente scolastica Milena Siracusa dell'alberghiero Ambrosini di Favara. Una cerimonia ricca di momenti di preghiera e di commozione, dettata anche dalle parole del cardinale, che nella sua omelia ha citato anche il Santo Padre, portando il suo saluto. Oggi, ha detto Don Franco, è una giornata di gioia e di festa, nonostante le sbarre che ci circondano. Oggi chiudiamo la porta giubilare, ha concluso Don Franco simbolicamente, ma lasciamo sempre aperta quella del nostro cuore. Dio tifa per noi, ha detto Don Franco, donando ai 4 detenuti una Bibbia che vi accompagnerà per sempre nella loro vita. Anche Don Luigi Mazzocchio, cappellano della casa circondariale, ha voluto portare le sue salute ai presenti, dicendo loro che questi momenti di grazia dovranno custodirli gelosamente nei loro cuori. Quindi il saluto del direttore della casa circondariale Aldo Tiralongo, che ha ringraziato i presenti per la collaborazione ricevuta nell'organizzare l'evento. Al termine è stato offerto un buffet preparato da alcuni detenuti che frequentano dei corsi di cucina fatti in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Ambrosini di Favara.